professoressa che spiega in cattedra agli alunni che ascoltano scene di una normale lezione, se non fosse che all'improvviso qualcosa colpisce la docente alla testa. No, questa non me la sapevo, mamma che male. Pallini di gomma sparati da uno studente con una pistola ad aria compressa, mentre un compagno riprende la scena con il cellulare e diffonde il video sui social, poi pubblicato dalla Voce di Rovigo. Come docenti, più che allarmati, siamo affranti dal punto di vista educativo perché i ragazzi non hanno percepito il disvalore del loro gesto, ha detto la dirigente dell'Istituto di Rovigo nel quale si è verificato il fatto. Atto di stupidità, secondo la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. La scuola ha individuato immediatamente i ragazzi coinvolti, quindi chi ha portato questo arnese, chi lo ha usato, eccetera, e sono stati già sanzionati proprio lunedì con una sospensione. Ovviamente sono state coinvolte immediatamente le famiglie e adesso, come previsto dallo statuto degli studenti e delle studentesse, sarà anche adottato, oltre alla sospensione, un percorso, diciamo, di rieducazione e di riflessione sui fatti. La preside ha presentato anche un'informativa alla questura che valuterà le eventuali misure da prendere nei confronti dei 3 studenti. Io non voglio ovviamente ridimensionare la gravità del fatto, però credo che la componente stupidità, la componente emulativa, la componente del riprendere quello che si fa, la bravata, sia molto forte.